Cambiamo pagina, dobbiamo documentarvi anche purtroppo il decesso di un'altra persona. Si è spento infatti a Portogruaro ieri in un ospedale Riccardo Traverso, portogruarese di 62 anni, direttore del magazine R1. Traverso, che soffriva da tempo, aveva da sempre operato nel campo pubblicitario verso la fine poi degli anni 80, l'inizio proprio degli anni 90, fu direttore commerciale dell'allora emittente radiofonica R1, diretta dal cognato Lucio Leonardelli. Lo vedete proprio in queste immagini, edita dal defunto Dino Mio. Da quell'esperienza continuò con la rivista che poi ha diretto, era vicepresidente del Lions di Portogruaro, lascia la moglie Alessandra Farsi, il figlio Luca. Domani alle 16 nel Duomo di Portogruaro sarà celebrato il funerale. Sono stato tra i primi a recarmi in ospedale, ricorda commosso il sindaco della città dell'Emene, Antonio Bertoncello. Riccardo era da poco deceduto, di recente siamo stati molto vicini l'uno all'altro, ho cercato di dargli conforto per la malattia che lo aveva colpito, ma che lui con la sua forza sapeva nascondere. Lui mi è stato accanto nelle mie battaglie. Posso dire con certezza, conclude il primo cittadino, che la città ha perso una figura importante, un pezzo di tutti noi. Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra emittente Video Regione, ma dell'intero gruppo diretto edito dal Cavalier Ruoso, Mario Ruoso.